300 arresti e 5.000 persone denunciate. Questo è il bilancio degli ultimi 7 anni di lavoro dei carabinieri della compagnia di Feltre. I risultati del progetto Feltre Sicura, partito nel 2007, sono significativi, ma le criticità del feltrino restano legate ad alcol e droga. Alcol e droga, denominatore comune di molte purtroppo situazioni, molte vicende che toccano da vicino le famiglie. Abbiamo fatto una certa pulizia e certamente non si ferma qui il progetto, il programma di lavoro, andrà avanti per un pezzo e ce la metteremo tutta e ce la metteranno tutte i ragazzi qui di Feltre. Il feltrino è cresciuto, ha assicurato al comandante che lascia per un nuovo incarico in Friuli, ricordando questo come un periodo di grande arricchimento personale e professionale. Abbiamo insieme, noi istituzioni, noi forze di polizia e la cittadinanza, forse ottimizzato e migliorato i modi per difenderci. Chiaro che il feltrino sorge in un contesto geografico particolarmente importante, quindi non è fuori dal mondo, anzi è al centro di molti percorsi importanti. E come passa la gente per bene, passa anche la gente poco onesta, poco corretta. Insomma, Feltre, come il bellunese in generale, è meta della delinquenza di trasferta. I reati vengono nella stragrande maggioranza consumati da non residenti. Ma c'è stata una missione su tutte che ha visto impegnate la compagnia dei carabinieri Feltre al comando di Antonio Cavalera, quella a difesa dei più deboli. Tutelare le persone in difficoltà, quella di tutelare soprattutto gli anziani così come i giovani. Gli anziani che sono, ahimè, vulnerabili, sono esposti a 1000 rischi e a 1000 problemi. Non possiamo assolutamente perderli di vista. Noi facciamo tutto quello che è il nostro compito, tutto quello che è nelle nostre possibilità. Le famiglie devono aiutarli, devono seguirli e soprattutto devono cercare di sostenerli sempre. Questo per me è importantissimo.